Non è il rifacimento definitivo e neanche per tutte le strade, ma in qualche modo Agrigento sta tentando di darsi una mossa. È partita l'operazione Rattopo, ovvero ricolmare quelle famigerate buche che caratterizzano ormai da tanto, troppo tempo le strade del nostro Interland. Anche se i 6 milioni di euro stanziati dal CIPE, che inizialmente erano stati destinati al raddoppio di vie Empedocle, non sono stati sbloccati, il Comune ha dato il via ai lavori di Rattoppo. Questa mattina i primi interventi hanno interessato la zona di Via Scavo e il piazzale Ugo La Malfa, sede storica del mercato che proprio venerdì scorso ha riaperto i battenti dopo mesi e mesi di stop forzato. Un vero e proprio colabrodo, quello proposto agli utenti di queste strade, che tra danni ai mezzi come pneumatici spaccati, coppe dell'olio danneggiate, ma anche danni alle persone, fratture, storte e scivoloni, sembra si stia risolvendo. I lavori nel frattempo stanno interessando anche la zona balneare di Agrigento, lasciata al totale abbandono in questo pesante inverno appena trascorso, caratterizzato da freddo intenso e numerose precipitazioni, che hanno evidenziato ancora di più il forte problema legato al manto stradale della zona, troppo desueto e non costantemente monitorato. Riparate alcune vere e proprie voragini nelle vie di San Leone, come il centrale Viale Emporium, e partite contestualmente anche le operazioni di decespugliamento, visto che la stagione estiva è ormai alle porte. Insomma, sembra che Agrigento voglia rifarsi il look in vista della stagione di punta del nostro territorio. La viabilità, le strade, i percorsi anche pedonali rappresentano un punto cardine per una città che si definisce a vocazione turistica. Facendo una veloce carrellata tra i blog che parlano di Agrigento, uno dei punti tra gli altri che evidenziano un disagio da parte dei turisti è proprio quello legato alle pessime strade che Agrigento possiede. Oggi il rattoppo, speriamo bene.